È l'ufficiale dell'esercito più alto incarico da Napoli in giù. Lui è Corrado Dalzini, generale di corpo d'armata, comandante della regione militare sud. Lo scorso 17 novembre è stato ad Aragona per consegnare onorificenze e riconoscimenti in occasione del 4 novembre. Lunedì prossimo invece sarà ad Agrigento e in particolare a Punta Bianca, al poligono Drasi, teatro per decenni di esercitazioni militari. Una zona off limits, ma ad un tiro di schioppo da Punta Bianca, una delle spiagge più belle e incontaminate della provincia di Agrigento, che si candida a diventare riserva naturale. Il generale Corrado Dalzini sarà al poligono Drasi per illustrare alla stampa le ragioni perché il poligono strategicamente è importante e deve rimanere in attività. E questo a seguito della denuncia lanciata qualche giorno fa dall'associazione ambientalista Mariamico di Claudio Lombardo, tornata alla carica contro le esercitazioni militari. Mariamico ricorda che la zona di Punta Bianca è stata dichiarata di notevole interesse pubblico per le specificità naturalistiche e ambientali e attende dal Comitato regionale il decreto di istituzione come riserva naturale orientata. Nella denuncia Lombardo fa presente come i militari da giorni utilizzano carri armati anche durante la notte, provocando paura tra i residenti ed anche danni a case e palazzi. Per decenni abbiamo tollerato la presenza ingombrante di militari che si esercitavano, ma adesso, aveva concluso Mariamico, è arrivato il momento di dire basta. E la denuncia di Mariamico è stata ripresa dal deputato nazionale del PDL, Nino Bosco, che ha presentato un'interrogazione proponendo di trasferire il poligono militare per tutelare l'ambiente e i residenti. Nell'interpellanza urgente Bosco sottolinea come le esercitazioni militari si protraggono fino a sera inoltrata, con boati ed esplosioni che impauriscono e disturbano i residenti di uno dei tratti di costa più belli e incontaminati della Sicilia. Occorre intervenire sugli episodi denunciati e attivare tutte le procedure necessarie perché il poligono, conclude Bosco, sia trasferito. Lunedì la parola al generale Dalzini per il punto di vista dell'esercito.